Si chiama l'Isola dell'Allegria, ovvero un parco giochi che permetterà anche ai bambini disabili di poter giocare e socializzare con gli altri bambini del quartiere. Il sogno a Fontanelle sta per diventare una bella realtà. Intanto in via Alessio Di Giovanni, alla presenza dell'artista Salvo Ligama, in settimana è stato eseguito il lavoro più importante perché c'è il tocco di un bambino con disabilità, felice di essere presente a dare una mano. L'Isola dell'Allegria è un'iniziativa nata dalla collaborazione delle famiglie con il Comitato Fontanelle Insieme. Di grande aiuto sono stati i professionisti che fanno parte del comitato di quartiere, professionisti impegnati nella realizzazione del progetto per la riqualificazione di uno degli angoli di Fontanelle, dove serve l'intervento del comune per un'adeguata pulizia e illuminazione. Soprattutto l'illuminazione carente dopo l'eliminazione di alcuni punti luce. Ma c'è un problema che va risolto con una accurata vigilanza della polizia locale nei confronti dei proprietari di cani assolutamente incivili che hanno reso la piazzetta quasi impraticabile a causa degli escrementi. Proprietari di cani che tutti i giorni continuano ad ignorare le regole della buona educazione. È chiaro che con la nascita dello spazio dedicato ai giochi si dovrà prestare più attenzione a questa piazzetta di Fontanelle che non potrà nemmeno essere luogo di sosta per gli autobus extraurbani. L'isola dell'Allegria vuole essere un messaggio di speranza, la speranza che davvero la nuova amministrazione comunale riesca a fare qualcosa per rendere vivibile il quartiere.